Sono durati 6 mesi i lavori di ristrutturazione della storica cantina Sant'Osvaldo a Loncon di Annone Veneto. Sono stati inaugurati il punto vendita, l'antica bottaia e una sala degustazioni intitolata al fondatore della cantina, il barone ungherese Lajos Babos. Da una decina d'anni a questa parte la Sant'Osvaldo è gestita dalla famiglia Serena, già proprietaria del gruppo Montelbini. È il coronamento di un sogno, una cosa che non avrei mai pensato di poter riuscire a fare da quando ho iniziato il mio lavoro. Ripeto, era un obiettivo irraggiungibile a quell'epoca là e oggi si rappresenta che ormai sono, diciamo, non alla conclusione del mio iter lavorativo perché amo lavorare, mi piace essere nel mercato. Però nel momento in cui sto passando il timone dell'azienda ai miei figli rappresenta il coronamento di un sogno, di una realizzazione che sì, rappresenta una soddisfazione, un qualcosa che ho fatto nella vita che è andato bene. La cantina Sant'Osvaldo è da sempre punto di riferimento per il mondo vitivinicolo della zona DOC Lison Pramaggiore e del Veneto orientale, contribuendo a mantenere in vita la coltivazione di vitigni come l'ex Tokai e il refosco del Peduncolo Rosso, che rischiavano di essere abbandonati. Oggi sono state recuperate anche le stesse bottiglie dall'inconfondibile forma curva che si potevano trovare in tutti i migliori ristoranti. Allora, Sant'Osvaldo è un'azienda con una grande tradizione ed è molto radicata nel territorio dell'Ison Pramaggiore. Quindi noi abbiamo recuperato semplicemente quelli che sono i vini della nostra storia, cercando di proporli in un contesto contemporaneo. Quindi in particolare in questa zona l'Ison, perché siamo nella zona DOCG dell'Ison, che è il vecchio Tokai che qui prende il nome che aveva una volta. Poi il Refosco, il Cabernet Franc e il Raboso. Infatti noi abbiamo fatto quest'anno 2 selezioni. Praticamente uno è il Malanotte, che è la nuova DOCG di Raboso, di un vitigno molto importante con una grande storia, una grande struttura, e lo proponiamo nella bottiglia storica di Sant'Osvaldo. Questo è proprio uno stampo della vetreria che si chiama Sant'Osvaldo e noi non abbiamo fatto altro che riproporlo nel Malanotte con l'immagine della vecchia fondatrice dell'azienda, che era di origine ungherese. E sempre nella stessa linea il Lison, che dicevo prima, il Tokai, con l'immagine del fondatore, sempre ex ammiraglio della marina ungherese, sempre nella bottiglia storica Sant'Osvaldo. Quindi per noi è stato semplice anche fare questo. I lavori di ristrutturazione della cantina sono stati eseguiti dalla famiglia Serena, in particolare da Sara. E Sant'Osvaldo è un marchio importantissimo che ha una storia veramente incredibile e quindi ci piaceva riportare allo splendore anche tutta la sala delle botti, creare una sala degustazione per quanto riguarda l'ospitalità dei nostri clienti e poi anche abbiamo ristrutturato il punto vendita. È stato un lavoro che è durato 6 mesi, che è molto intenso, ma anche che visti i risultati sicuramente molto positivo. Qui si è recuperata anche un pezzo di storia di questo territorio. Infatti devo dire che questi 6 mesi sono stati importanti perché ho potuto seguire da vicino i lavori e conoscere tutte le persone che hanno lavorato in azienda, che si ricordano anche come i vecchi cantiniere le figure storiche di questa azienda. In particolare avrei il piacere di raccontare qualche aneddoto sul fondatore. Questo ammiraglio ungherese, Baron Babos, che negli anni 30 decise di fondare in un territorio che io chiamo la Mesopotamia del vino, in quanto si trova tra 2 fiumi che hanno permesso a queste terre di imprimere molto carattere ai propri vini. E lui, questo barone, ha fondato l'azienda, si è dedicato personalmente alla cura dei vigneti e si narra che si mettesse su una torre che è presente qui in azienda con il cannocchiale, come faceva in mare, a controllare il lavoro dei suoi contadini. Se qualche contadino batteva la fiacca, lui urlava: quel marinaio buttatelo a mare.
E a noi sì, questi piccoli ricordi fanno piacere perché Sant'Osvaldo ha una storia molto importante che deve essere preservata e valorizzata.